Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buongiorno gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, torniamo in diretta, ci scusiamo ma pochi minuti fa la diretta non ha proprio funzionato come doveva funzionare, ma si dice che il bello della diretta è anche questo, insomma un piccolo problema tecnico, dunque ritorniamo con voi live per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con una notizia relativa all'intervento da parte dei Vigili del Fuoco che è avvenuto questa notte nella zona di Buia, dove 5 persone sono rimaste intossicate. Per fortuna una delle persone all'interno della casa, una famiglia con 2 figli minori, è riuscita ad allertare immediatamente i soccorsi una volta che ha cominciato a inalare il fumo della combustione provocata dal monossido di carbonio. In pochi minuti sul posto sono giunte celermente le ambulanze e insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Udine e del distaccamento di Gemona e di San Daniele, che hanno provveduto a estrarre le persone all'interno immediatamente, portarle poi all'esterno della casa, praticare, come si dice in questi casi, l'intervento di primo soccorso e poi successivamente trasferirli a Udine. Di qui, vista la gravità, sono stati poi portati a Cattinara, dove si trovano tuttora ricoverati nella camera iperbarica. Le loro condizioni sono serie, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. Queste sono le notizie che ci sono giunte in redazione. Indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo. E adesso ci trasferiamo a Pordenone, in provincia di Pordenone, per dire che la Guardia di Finanza ha perquisito un'azienda insediata nella zona della Comina, a San Quirino, operante nel campo della componentistica per aerei, elicotteri e droni. Il provvedimento emesso dal sostituto procuratore Carmelo Barbaro ipotizza ipotesi di reato connesse alla vendita di prodotti dual use in Iran, senza però le relative autorizzazioni rilasciate dal governo italiano. Sull'attività investigativa c'è un massimo riservo da parte degli inquirenti. La società perquisita, su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone, fondata da imprenditori friulani, dal 2018 è di proprietà di un gruppo di Hong Kong che ne rilevò il 75% investendo 2,810 milioni. Subentro del socio cinese non sarebbe noto negli ambienti imprenditoriali locali, convinti che la proprietà fosse ancora italiana. L'assemblea dei soci, alcuni sarebbero indagati, ha di recente nominato nuovi amministratori che risiedono nella Cina popolare, affiancando loro una figura di prestigio, un ex ufficiale dell'aeronautica con incarichi di vertice anche nelle frecce tricolori, ma che non sarebbe coinvolto nell'inchiesta in corso da parte della Guardia di Finanza. I ladri, restiamo in provincia di Pordenone perché seppur zona
Arancione, i ladri non si fermano per quanto riguarda l'operatività e la banda della Ruspa nuovamente all'opera, questa volta ha preso di mira un distributore, un'area di servizio ubicata a San Vito al Tagliamento in Viale Madonna, poco prima appunto di entrare nella cittadina pordenonese. Per fortuna però, appena messi in moto nella loro mission, è intervenuta pochi istanti dopo, grazie anche all'allarme, è intervenuta la Guardia Giurata che a sua volta ha allertato le forze dell'ordine, sul posto i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Da quello che si è saputo, sul posto anche il titolare allertato dalle forze dell'ordine, la banda ha operato con una pala meccanica rubata pochi minuti prima in un cantiere edile, hanno tentato chiaramente di mettere a segno l'operazione, ma da quello che si è saputo ci sono soltanto danni ingenti, le colonnine sono state distrutte con l'ausilio della pala meccanica e le casseforti con il denaro all'interno sono rimaste praticamente in loco. Indagini ulteriori in corso con, come potete vedere, insomma, con la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che stanno cercando di risalire agli autori del furto. Come vedete c'è anche un piccolo mezzo usato per la fuga, è un'auto di grossa cilindrata, una Jeep per la precisione, un fuoristrada che è stato usato per darsi a gambe levate prima che la polizia gli mettesse le manette. Chiaramente siamo, come detto, in zona arancione, ma l'operatività non si ferma perché l'economia deve girare, scusate la battuta, ma ogni tanto ci vuole. Andiamo in provincia di Gorizia. Adesso ci spostiamo per quanto riguarda la provincia di Gorizia, perché anche qui ladri in azione, per la precisione a Capriva del Friuli, tentato assalto a un supermercato sulla strada regionale 56, anche qui ladri a bordo però di una grossa vettura, si tratta di una Land Rover, hanno a tutta velocità abbattuto la vetrata del punto vendita, sono entrati all'interno, l'allarme è chiaramente scattato, ma secondo le prime informazioni non sono riusciti a mettere in pratica il loro tentativo, perché pochi minuti è arrivata la vigilanza privata insieme ai carabinieri e la polizia di Stato. Chiaramente dei ladri nulla, sono riusciti a darsi alla fuga con il fuoristrada attraverso le strade secondarie della zona, però i danni sono ingenti, in corso ancora di quantificazione. Chiaramente anche in questo caso sotto osservazione le immagini delle telecamere di videosorveglianza. 8 marzo, festa della donna, e allora interviene il segretario regionale nonché consigliere regionale del Partito Democratico Cristiano Sciardi. La sua dichiarazione. I momenti frenetici della politica non possono farmi dimenticare di fare gli auguri a tutte le donne del mondo. Un augurio che spero valga per 365 giorni e non per una ricorrenza. Un augurio che serva ad ognuno di noi per moltiplicare il proprio impegno su questi temi. Perché una donna non può lavorare il doppio per ottenere spesso lo stesso stipendio, non può impegnarsi il doppio per veder riconosciuti i suoi sforzi, non può far fatica ancora nel 2021 a veder riconosciuto la propria capacità, le proprie competenze e la propria possibilità di dare un contributo in ruoli importanti e mi permetto di dire anche nella politica regionale ed italiana. Credo che questo sia un impegno che il Partito Democratico e tutte le forze progressiste devono assumere come centrale, devono assumerlo con le nuove sfide che ci lanciano questi contributi europei per superare il gender gap e per dare nuove opportunità, ma devono superarlo anche con delle scelte chiare, da cui non si può tornare indietro. Penso alla legge sulla parità salariale, penso anche a un welfare che mette in condizioni di avere le stesse opportunità di partenza per tutti, uomini e donne che siano. Una notizia dell'ultima ora di cronaca nera che ci è appena giunta in redazione, perché un uomo di 73 anni è deceduto, anzi è stato trovato senza vita all'interno di un canale scolmatore in comune di Sedegliano, in provincia di Udine.
La salma è stata successivamente recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, sul posto anche una squadra giunta dal comando provinciale di via Poppone a Udine. Sono stati alcuni passanti in gita, diciamo così, per una mattinata ginnica, approfittando anche della zona arancione e della possibilità insomma del bel tempo, ad accorgersi della salma riversa proprio all'interno del canale. Potrebbe trattarsi, secondo una prima ipotesi, sul posto stanno indagando comunque i carabinieri, di una caduta accidentale o di un malore. Secondo le indagini è da escludere responsabilità a carico di terze persone. E adesso andiamo, chiaramente poi nella prossima edizione del nostro audio video giornale saremo ancora più precisi nei dettagli. Adesso andiamo a Monfalcone per rimanere in tema Covid. Siamo stamattina qui al centro anziani di via Bellini perché si sta organizzando la sistemazione necessaria al far partire i vaccini che mercoledì mattina appunto dovrebbero svolgersi proprio al nostro centro. Con l'azienda sanitaria abbiamo già verificato tutte le necessità e ci sono le persone appunto che adesso stanno lavorando. Possiamo vedere insieme lo stato dell'arte. Ecco, è importante dire che da mercoledì l'azienda sanitaria comunicherà direttamente, ma da mercoledì a Monfalcone ci sarà la possibilità appunto di vaccinare i nostri anziani in questo centro, in via Bellini. Riserveremo 6 parcheggi per questa occorrenza qui fuori e ci sarà una persona che vigilerà rispetto appunto a questa opportunità. E andiamo a chiudere con un'altra notizia che ci è appena giunta in redazione per quanto riguarda cronaca. Praticamente le forze dell'ordine hanno scoperto a Udine una festa privata clandestina all'interno di un appartamento, nonostante, come sapete, che da sabato a mezzanotte erano scattate le restrizioni imposte con l'ordinanza regionale emessa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che aveva avviato la zona arancione per quanto riguarda le province di Udine e Gorizia, mentre dalla mezzanotte di oggi è attiva la zona arancione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ebbene, 8 persone sono state multate e tra queste c'era anche l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti. Questa è la notizia che ci è giunta, una notizia di agenzia, e con questo chiudiamo la nostra pagina informativa del mattino. Vi diamo appuntamento come sempre nel primo pomeriggio alle 15:30 per la precisione, con gli aggiornamenti per quanto riguarda i fatti di cronaca e non solo accaduti in Friuli Venezia Giulia, ma avremo l'ospite, parleremo di Dante, iniziative legate ai 700 anni dalla morte del sommo poeta, e saremo collegati con Moimacco, con Villa De Claricini, con il presidente Oldino Cernoia, che ci parlerà, insomma, ci darà un'anteprima di quello che verrà proposto da Villa De Claricini a Moimacco. Lunedì prossimo ci sarà una conferenza stampa di presentazione, ma dalle sue vive parole, insomma, capiremo un po' il tutto. Grazie ancora, buongiorno a tutti, buon pranzo, vista anche l'ora, sono le 12:11, e soprattutto buona festa delle donne a tutte le donne, vicine e lontane. Mandi e alla prossima. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale.
Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.